Buongiorno a tutti, sono Giorgia, vi presenterò gli esercizi di oggi. Prima di partire, qualche buona regola. Ogni seduta di allenamento deve essere composta da alcune fasi principali. Riscaldamento. Ha l'obiettivo di preparare il corpo allo sforzo che andrà a svolgere e prevenire eventuali infortuni muscolari e articolari. Fase centrale. È la fase principale della seduta, in cui vengono fatti degli esercizi che stimolano le varie capacità fisiche del nostro organismo, tra cui resistenza, forza, mobilità, equilibrio. Defaticamento, che ha come obiettivo quello di ripristinare le condizioni fisiche iniziali di riposo. Allungamento muscolare, in cui attraverso esercizi di stretching, posturali e di mobilità si lavora sull'elasticità muscolare. Le nostre pillole saranno costituite da 5 esercizi ciascuna, da poter svolgere 2 volte al giorno in momenti separati della giornata, come mattina e pomeriggio. Pillola numero 1. Riscaldamento. Marcia sul posto o con mani in appoggio alla parete. Manteniamo la schiena dritta. Iniziamo a eseguire una marcia sul posto portando il ginocchio il più alto possibile, al massimo fino all'altezza del bacino. Ogni 5 passi ci fermiamo in equilibrio per 5 secondi. Se non ci sentiamo sicuri del nostro equilibrio, possiamo eseguire l'esercizio in appoggio a una parete. Partiamo in piedi di fronte al muro, con le mani in appoggio davanti al petto ed eseguiamo l'esercizio come descritto precedentemente. Eseguiamo l'esercizio per 30 secondi o 1 minuto, in base alla nostra capacità. Ripetiamo l'esercizio per 3 volte. Ricordiamoci di tenere ben dritta la schiena e gli addominali contratti. Ricordiamoci di espirare quando solleviamo il nostro ginocchio e inspirare quando appoggiamo il nostro piede a terra. Per aiutarci a mantenere l'equilibrio, possiamo fissare con lo sguardo un punto davanti a noi.
Fase centrale. Piegamenti delle gambe. Entriamo ora nella fase centrale dell'allenamento, con un esercizio per migliorare la forza delle gambe. Partiamo seduti su una sedia di fronte ad un tavolo, con le mani in appoggio e con le spalle rilassate. Manteniamo la schiena dritta, staccata dallo schienale. Posizioniamo i piedi a una larghezza leggermente maggiore rispetto a quella delle anche e rivolgiamo le punte dei piedi leggermente verso l'esterno. Da questa posizione ci alziamo, espirando, e cerchiamo di spingere bene sul tallone, mantenendo il ginocchio sopra la superficie di appoggio del piede. Se l'esercizio risulta troppo impegnativo, possiamo spostare parte del peso sulle mani e in appoggio sul tavolo aiutarci nella spinta. Torniamo a sederci inspirando. In base al nostro grado di allenamento, possiamo eseguire l'esercizio con le braccia incrociate davanti al petto. Per questo esercizio eseguiamo dalle 6 alle 15 ripetizioni, in base alle nostre capacità. Assicuriamoci che la nostra sedia sia posizionata su una superficie non scivolosa. L'olio di semi è più leggero di quello d'oliva? È falso. Tutti gli oli contengono la stessa quantità di grassi e quindi le stesse calorie. Quello che cambia è solo il sapore e la qualità. L'olio d'oliva è sempre la scelta migliore. Indossa sempre delle calzature adeguate per fare attività fisica. La scarpa ideale dovrebbe avere una suola in gomma per ammortizzare gli impatti a terra e deve essere sempre allacciata. Ciabatte e calzini non solo ci impediscono di svolgere gli esercizi correttamente, ma ci espongono anche al rischio di infortuni. E ora ripartiamo con la seconda serie. Se eseguiamo correttamente questo esercizio, sentiremo lo sforzo a livello dei muscoli delle cosce e dei glutei, non della schiena.
Se soffri di una patologia cronica, per svolgere gli esercizi in sicurezza, ricordati di assumere correttamente la terapia quotidiana, di adattare l'intensità dell'esercizio alle tue capacità e di evitare esercizi che ti sembrano troppo impegnativi. Se hai ricevuto delle indicazioni precise dal tuo medico in merito all'attività fisica che puoi svolgere, fa solo l'attività che ti è stata indicata. Dopo il minuto di recupero, ricominciamo con la terza serie. Ricordiamoci di tenere ben dritta la schiena e gli addominali contratti. Se non sei abituato a svolgere attività fisica regolarmente, inizia eseguendo un numero basso di ripetizioni per ogni esercizio e allunga i tempi di recupero tra un esercizio e l'altro. Lascia passare 1 o 2 giorni tra un allenamento e l'altro. Incrementa in maniera graduale il numero di ripetizioni e di allenamenti nell'arco delle successive settimane in base alle tue capacità. Fase centrale. Piegamenti delle braccia alla parete. Proseguiamo con un altro esercizio volto a migliorare la nostra forza. Ora i muscoli coinvolti sono i muscoli pettorali e i muscoli tricipiti delle braccia. Partiamo in piedi di fronte alla parete, con le braccia distese all'altezza del petto e le mani poste a una larghezza un po' superiore rispetto a quella delle spalle, in appoggio alla superficie. Posizioniamo i piedi a una distanza pari a quella delle anche. Iniziamo l'esercizio piegando le braccia con l'idea di avvicinare la fronte alla parete. Poi estendiamo le braccia espirando. Mentre ci avviciniamo con la testa al muro, inspiriamo e facciamo attenzione a mantenere i gomiti all'altezza delle spalle. Da questa posizione estendiamo quindi le braccia espirando. Nell'esecuzione di questo esercizio è importante mantenere la schiena dritta, evitando di inarcarla soprattutto a livello della zona lombare. In base al nostro grado di allenamento, possiamo eseguire l'esercizio utilizzando una superficie di appoggio, in sostituzione alla parete, un tavolo. In questo caso partiamo con le mani in appoggio sul tavolo, a una larghezza leggermente maggiore rispetto a quella delle spalle. Piedi appoggiati a terra, alla larghezza delle anche e braccia distese. Da questa posizione eseguiamo i piegamenti come descritto in precedenza.
Per questo esercizio eseguiamo dalle 6 alle 15 ripetizioni, in base alle nostre capacità. Alla fine dell'esercizio riposiamo per 1 minuto. Ripetiamo l'esercizio per 3 volte. Il riso ha più calorie della pasta? Falso. A parità di peso, la quota di calorie è identica, ma i carboidrati contenuti nel riso sono assorbiti più rapidamente, con un più veloce aumento della glicemia del dopopasto. Non per questo sono sconsigliati ai diabetici, se ben gestiti. Adulti e anziani dovrebbero svolgere almeno 150 minuti di attività fisica a intensità moderata a settimana, divise tra i 3 e i 5 giorni. Dopo il minuto di riposo, ripartiamo con la seconda serie. Facciamo attenzione a mantenere i gomiti all'altezza delle spalle. Ricorda che praticare costantemente esercizio fisico è indicato come prevenzione di tutte le malattie croniche. Cracker, grissini, fette biscottate o gallette possono sostituire il pane? Sì, ma attenzione! Questi farinacei, avendo minor contenuto d'acqua, risultano più ricchi di amidi del pane e quindi vanno consumati in quantità inferiore. Dopo il minuto di recupero, ripartiamo con la terza serie. Nell'esecuzione di questo esercizio è importante mantenere la schiena dritta, evitando di inarcarla, soprattutto a livello della zona lombare.
Certo che la fame è fame. Aiuta il tuo organismo ad assumere ad ogni pasto generose porzioni di verdura cotta o cruda. Queste regolano il tuo intestino e se le accompagnerai ad una corretta introduzione di liquidi, ti aiuteranno a sedare la fame riempiendo in modo naturale il tuo stomaco. Ricorda che praticare costantemente esercizio fisico migliora la capacità di concentrazione. Fase centrale. Rematore con bottiglia. Questo esercizio è volto a migliorare la forza dei muscoli del dorso e dei muscoli bicipiti del braccio. Ci posizioniamo in piedi di fronte al tavolo, con il piede destro avanti e la gamba piegata, la gamba sinistra dietro distesa. Appoggiamo la mano destra al tavolo e impugniamo una bottiglia piena d'acqua con la mano sinistra. In questa posizione il busto è leggermente inclinato avanti e la schiena rimane in allungamento. Partiamo con il braccio sinistro disteso verso il pavimento, appena sotto il piano del tavolo, ed espirando pieghiamo il braccio e portiamo il gomito dietro il busto. Riportiamo il braccio disteso inspirando. La quantità d'acqua nella bottiglia che utilizzeremo come sovraccarico in questo esercizio sarà scelta in base al nostro grado di allenamento. Per questo esercizio eseguiamo dalle 6 alle 15 ripetizioni in base alle nostre capacità. Alla fine dell'esercizio riposiamo per 1 minuto. Al posto dello zucchero si possono usare miele o zucchero di canna? Sì, ma ricordatevi che hanno la stessa composizione, hanno lo stesso effetto sulla glicemia e le calorie non cambiano. Nelle donne operate di tumore alla mammella, praticare costantemente esercizio fisico riduce di circa il 40-60% il rischio di una recidiva di un nuovo tumore.
Dopo il minuto di riposo, ripartiamo con la seconda serie. Espirando, pieghiamo il braccio e portiamo il gomito dietro il busto. Riportiamo il braccio disteso, inspirando. Ricorda che praticare costantemente esercizio fisico riduce il rischio di sviluppare un infarto miocardico. Se non ti senti bene, se hai febbre, sintomi influenzali o sintomi respiratori, non allenarti. Contatta telefonicamente il tuo medico e segui le sue indicazioni. Defaticamento. Eseguiamo il defaticamento, riprendendo la marcia sul posto che abbiamo eseguito all'inizio, ma ad un'intensità più bassa. Dato che l'obiettivo dell'esercizio è ripristinare le condizioni di riposo, non è necessario sollevare il ginocchio fino all'altezza del bacino. Ogni 5 passi ci fermiamo in equilibrio per 5 secondi. Ripetiamo l'esercizio per 3 volte. L'esercizio allena anche la capacità di equilibrio, che è molto importante per ridurre il rischio di cadute. Manteniamo la schiena dritta e le spalle aperte. Ricordiamoci di espirare quando solleviamo il nostro ginocchio e inspirare quando appoggiamo il nostro piede a terra.
Per aiutarci a mantenere l'equilibrio, possiamo fissare con lo sguardo un punto davanti a noi. Allungamento. Allungamento muscolatura posteriore. L'ultimo è un esercizio di stretching con cui possiamo migliorare l'elasticità dei muscoli posteriori delle gambe e del dorso. Partiamo seduti sulla sedia con il busto staccato dallo schienale. Allunghiamo una gamba tenendo il piede a martello e buttando fuori l'aria scivoliamo con le mani verso il piede, flettendo il busto finché sentiamo una leggera tensione alla muscolatura delle gambe e del dorso. Manteniamo la posizione continuando a respirare regolarmente per almeno 30 secondi, fino a 45 secondi. Ripetiamo l'esercizio con l'altra gamba. Se durante l'esercizio sentite dolore, significa che vi state allungando troppo. Indietreggiate lentamente fino a non sentire dolore, ma una normale sensazione di lieve tensione muscolare. E ora ripartiamo con la seconda serie. Già a partire dalla seconda serie potrete vedere un miglioramento nella vostra elasticità muscolare. Ripetiamo l'esercizio con l'altra gamba.